Eder, Mech, Pallister. Le celle telefoniche che sono state prese in considerazione sono quelle di Sebastiano. Da quello che risulta dai tabulati, anche perché, così come vi ho detto anche l'altra volta, nell'ultima occasione, insomma, con le celle telefoniche non si può stabilire uno spazio ben preciso. La posizione di Liliana noi la ricaviamo dalle immagini delle telecamere, nonché da quello che poi riferisce Sterpin, che dice che Liliana si stava recando al negozio Wind, e in quel momento invece la cella che si muove, insomma il telefono che si muove è quello di Sebastiano, il quale alle 8:48 si troverebbe, insomma alle 9 circa, si troverebbe nelle vicinanze del negozio Wind, ma c'è anche un altro momento in cui i due sono molto vicini. I telefoni di Liliana sono rimasti presso l'abitazione. Le celle telefoniche, c'è un momento in cui alle 8:22-24 le celle telefoniche di Sebastiano e la cella telefonica di Liliana agganciano la stessa cella. Successivamente alle ore 9 la cella di Sebastiano aggancia una cella che si potrebbe trovare vicino al negozio Wind, nella prossimità. Perché il telefono che sia mosso dall'abitazione, questo io non lo posso dire. Tra gli accertamenti che sono stati disposti dalla procura è proprio quello di andare, perché non abbiamo una precisione dei movimenti del telefono, perché non è semplice. Comunque la cella telefonica occupa uno spazio anche rilevante, e ci possono essere anche degli spostamenti, dei rimbalzi, chiamiamoli così. Però tant'è che il giudice, tra gli ulteriori accertamenti che ha ordinato alla procura, c'è proprio quello di andare ad applicare un programma specifico al fine di stabilire con certezza il movimento che fa il telefono e soprattutto il luogo esatto in cui lo stesso si trova. Potrebbe essere plausibile, ma è un'ipotesi, perché qui stiamo parlando di ipotesi, che Sebastiano abbia incontrato nel percorso Liliana. Questo potrebbe essere plausibile. Poi un ragionamento invece, ed è questo che secondo me dovrebbe essere attenzionato perché ancora non è stato fatto, è relativo ai consumi energetici, non soltanto dello studio, del negozio di cui fa riferimento Sebastiano, il quale alle 9:12 entra in quello studio. Però, le ripeto, è interessante potrebbe essere il discorso dei consumi energetici sull'abitazione di Liliana, che ancora ad oggi non sono stati fatti. Quindi se Liliana è uscita di casa e dovrebbero invece, se dovessero invece emergere dei consumi alterati presso l'abitazione, qualcuno vuol dire che è tornato a casa, che è rientrato a casa. Tutto potrebbe essere, assolutamente. Guardi, io le dico facciamo un altro discorso. Allora, noi abbiamo Liliana che viene ripresa più volte, perché così facciamo un po' di chiarezza. Viene ripresa più volte dalle telecamere, da quando esce di casa fino a quando poi non arriva alla caserma, insomma alla questura, e poi improvvisamente sparisce. Eppure dalla questura fino al luogo in cui poi verrà ritrovata ci sono tantissime telecamere di cui non danno assolutamente atto. Quindi quel movimento, ecco, noi lo escludiamo per questo motivo. La mia assistita, quando viene sentita nel mese di dicembre, riferisce agli inquirenti che Sebastiano gli comunica che alle 10:30 è tornato a casa. Perché è attendibile Silvia? Silvia è attendibile perché riporta anche il particolare delle buste dell'immondizia, e in quel momento ancora non è stata individuata nelle telecamere Liliana. Quindi quello che dice Sebastiano a Silvia deve essere dichiarato e ritenuto attendibile perché è un particolare che gli riferisce Sebastiano. Vabbè. In quel momento, il 28 di dicembre, ancora non è stata acquisita l'immagine di Liliana che lì è vicina ai secchi dell'immondizia. Il 12 dicembre sul telefono Samsung ci sono delle ricerche attinenti all'app che gestisce la GoPro. Sì, so che cercavano anche Formula 1, comunque queste dovrebbero essere già emerse, ma ancora no. Per fortuna verrà riaperta l'inchiesta e forse verrà tenuto conto anche di questo. E poi ci sono consuete ricerche inerenti a abitazioni, perché lei probabilmente voleva risparmiare sull'affitto. Certo, per non continuare, non continuare a pagare come fino allora più di 1.000 euro solamente per abitare in quell'appartamento. Lui demanda tutto, lui dice sempre che saranno gli investigatori a occupare
occuparsi di questo, è giusto nella prossima fase. E volevo dire che siccome ci sono cinguetti di tutti i tipi che circolano, Sebastiano nei 3 giorni immediatamente seguenti alla sparizione di Liliana, lei era semplicemente scomparsa. Bene. Sul cellulare di Liliana sono arrivate 13 chiamate in un paio di giorni, alle quali lui, che i telefoni erano là, non ha risposto. Sul telefono di Sebastiano, in un paio di giorni, 3 o 4, sono arrivate 15 telefonate alle quali lui non ha risposto. Come mai? La moglie è scomparsa. Aspetta, Qualcuno Claudio. può chiamarmi per dirmi dov'è e lui non risponde a 13 più 15, 28 chiamate sui 2 Valentina, poi telefoni che sentiamo aveva in anche casa. Cozza. Visto che sua moglie è scomparsa, non si sa dov'è, qualcuno forse Certo, gli uno sta telefonava attaccato per al telefono e dirgli risponde a tutto, è in no? Mi sembra ospedale, abbastanza ha evidente. espatriato. Sì. Cioè notizie riguardanti la moglie. Ma sì, Probabilmente certo. lui, e lo dico, probabilmente lui sapeva già che lei non poteva rispondere, punto e basta. Per cui era inutile rispondere. Ci sono, sì, ma i tabulati sono molti e bisogna ancora. detto, Ci sono ci delle sono. telefonate alle quali non ci sono state delle risposte. La particolarità è questa più che altro, è che lui dice Sebastiano di aver visto i telefoni soltanto quando arriva quel messaggio di Gabriella, quando invece ci sono delle telefonate in cui c'è una risposta nel pomeriggio precedente, cioè nel pomeriggio, quindi lui sapeva che i telefoni erano a casa. Questo è poco ma sicuro, dei telefoni nel pomeriggio. Liliana amava la Formula 1 quanto Fulvio Covalero? Non era patita, ecco, talvolta mi diceva che la guardavano, come noi. La guardavamo tutti se vogliamo. Vabbè, Non ci era sta. appassionata tanto. Boh. Ci sono una montagna di stranezze, infatti, ma lui semplicemente sapeva cosa era successo a Liliana. Io l'ho già detto e lo ridico. Lui sapeva che non serviva cercarla, chiamarla, tutte le telefonate. Ecco che tutti noi speravamo che una telefonata potesse corrispondere al ritrovamento di lei, perché poteva essere dappertutto, in Slovenia, in Croazia, da parenti, da qualche amica, eccetera. Questa era la nostra speranza e non era però la sua certezza. Lui sapeva che era inutile cercarla, punto Ecco. e basta. Sa cosa è successo C'è a di Liliana dalla mattina del giorno 14 in poi. Il giorno della Ha tutta la scomparsa. cronologia, la potete chiedere. Sono tante, diceva bene Claudio Sterpin, sono tante le contraddizioni di Sebastiano che devono essere comunque considerate e valutate. Noi riteniamo, ecco perché abbiamo fatto l'opposizione, è stata presentata l'opposizione, perché vanno chiarite anche tutte queste contraddizioni. Anzi, guardi, sulla questione ad esempio dei telefoni c'è un momento in cui gli stessi pubblici ministeri, quando ascoltano Sebastiano, gli dicono: scusa, ma per caso, ma come mai non ti sei preoccupato nel momento in cui, ecco, sulla preoccupazione della scomparsa, dell'allontanamento della moglie, come mai non ti sei preoccupato di questo, visto che ha lasciato i telefoni a casa? E lui dice, messo alle strette, dice: fate quello che volete, e, insomma, queste sono le mie dichiarazioni. Quindi non credo che la verità su quello che è successo a Liliana possa essere ricavata con le dichiarazioni di Sebastiano. Dovranno essere altri gli elementi necessari, insomma, per arrivare a questo obiettivo. Ultimamente ha affermato che Liliana avrebbe potuto essere in un barile coperta di ghiaccio. Sì, non ghiaccio libero sul corpo, è chiaro, cioè l'idea me l'ha balenata un amico, non è mia, ma io l'ho in parte sposata. Può essere stata messa in un recipiente di plastica, ce n'è a Iosa in giro, in tutti i negozi che vendono plastica, eccetera. Recipiente di 1 metro per mezzo, alto mezzo, rannicchiata dentro, coperta con un telo impermeabile e chiaro, e sopra il telo può essere stato versato del ghiaccio macinato, che non è più che quello che il pescivendolo usa per salvare il pesce per domani. Il pesce che avanza oggi, il pescivendolo non lo butta mica via, lo vende domani dopo averlo coperto di ghiaccio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.